45. Profumo, la crosta dorata, la fragranza. Il pane è un alimento comune a tutti i popoli che fa subito venire in mente il sapore dei campi e della tradizione, protagonista a Mestre, dove lo scorso fine settimana i panificatori d'Italia si sono dati appuntamento per la manifestazione Pane in Piazza. E per l'appunto Piazza Ferretto si è trasformata in un grande laboratorio di panificazione, con i ragazzi dell'Istituto Professionale Berna intenti a sfornare focacce, torte, pizza e naturalmente pane di tutti i tipi. Credo che per come è stata organizzata, per la location che abbiamo, sia riuscita molto bene. Continuiamo a produrre, ma qua non riusciamo a tenere testa alla gente che viene a prendersi i prodotti. Anche ieri sera la piazza era piena, ma fino a tardi, non so, si sta respirando un'aria nuova. Il pane anche al centro della celebrazione della Santa Messa per il patrono di San Michele nel Duomo di Mestre, presieduta dal patriarca di Venezia Francesco Moraglia, che dopo la funzione ha fatto visita ai ragazzi insieme al sindaco Luigi Brugnaro. Il pane è proprio simbolico, però vorrei ricordare che è anche l'idea di una trasformazione artigianale, industriale che facciamo in Italia, che mette in evidenza l'importanza della nostra produzione agricola. La manifestazione è nata a Milano ha preso molto piede, però questa, che è il presidente dei panificatori e poi adesso presidente di Confcommercio Venezia, Mestre, ha voluto portare qui in piazza, è per noi un motivo di vanto. Ci ha lavorato molto, lui prima di tutto, noi l'abbiamo soltanto accompagnato, aiutato, e il prossimo anno adesso mi ha promesso che la farà più giorni e più grande, per cui me l'ha promesso questa gente che insomma, conosciamo il prodotto, per cui siamo molto, molto contenti. L'evento, promosso dall'Associazione Panificatori di Venezia e Provincia e Confcommercio Mestre, ha attirato i maestri dell'arte bianca da tutta Italia. Questi amici mi sono corsi in aiuto, ne abbiamo tanti della zona, ma tanti appunto che vengono anche da fuori. Perché da dove vengono? Beh, da Bari, Avellino, Milano, Verona, Treviso e anche un po' dei nostri, insomma. È un modo di sentirsi realizzati e non essere solo esclusivamente dei numeri. All'interno di un'azienda piccola o grande che sia, quando si va a lavorare nell'area alimentare, la persona fa la differenza. Il ricavato delle vendite dei prodotti, 7.500 euro circa, l'Associazione Panificatori di Venezia ha deciso di donarlo alla parrocchia di San Michele a sostegno dei più bisognosi.